Buon pomeriggio, eccoci al nostro focus, oggi interamente dedicato alla strage di Capaci, 23 maggio del 1992, dunque 31 anni fa, e noi oggi vogliamo appunto fare memoria, ma non solo. Questi 30 anni che si intrecciano con altri 30 anni, che sono quelli della latitanza di Matteo Messina Denaro, l'ultimo stragista, è stato detto, catturato il 16 di gennaio. Oggi è stato evocato anche questo fatto importante nella lotta alla mafia che continua, l'hanno detto oggi in tanti a Palermo. Per noi il nostro inviato Natale Bruno ci ha fatto il racconto nei nostri telegiornali, li avete appena sentiti, però lo strappiamo ancora qualche minuto per il nostro focus, perché lo vediamo appunto in postazione, ci sono ancora ragazzi. Oggi come ogni anno da 31 anni a questa parte ci sono tantissimi giovani da tutte le parti d'Italia che vengono a Palermo, conoscono questa realtà da vicino e raccontano anche cosa è stato. Però io vorrei anche cominciare da una testimonianza che è appena stata battuta dall'ANSA, ed è della vedova di Rosaria Costa, dell'agente Schifani, che ha detto: ho perdonato perché voglio stare bene con me stessa. Lo ricorderete quando ci furono i funerali di Stato 31 anni fa, il suo urlo echeggiò all'interno appunto della cattedrale, dice: io vi perdono ma mi dovete inginocchiare. E dunque Natale si fa memoria, si perdona anche dopo tanto tempo, e ovviamente ci sono anche tante testimonianze che tu oggi hai potuto raccogliere. Però io chiedo a te invece da cronista una prima cosa. Solitamente questi eventi si ricordano. Tu dov'eri quel famoso 23 maggio 2023? 1993 ovviamente, 92. Io quel giorno... Prego, prego. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Domanda che ogni tanto ognuno di noi si fa. Io mi ricordo che in quell'anno, in quel momento, lavoravo già in un giornale, lavoravo per un giornale cartaceo che era la Gazzetta del Sud, mi trovavo in redazione quella domenica, quel sabato, ci siamo un po' tutti chiesti, perché allora c'erano le agenzie che non erano, che aggiungevano con la telescrivente, quindi la telescrivente aveva appena battuto questa cosa, ci fu mandata da Messina e noi sgomenti, mi ricordo, insieme al caposervizio, insieme ad altri colleghi, non sapevamo che dire in quel momento. Momenti, come dire, indimenticabili, indelebili nella mente di ognuno di noi. Volevo ribadirvi qui da Palermo che, come hai detto tu stamattina, la grande manifestazione davanti a fianco dell'aula bunker del carcere di Bicocca, un luogo simbolo della lotta alla mafia, perché qui sono stati comminati i tanti ergastoli e i tanti anni di carcere alla mafia, che poi ha alzato la testa con le stragi del 1992, quella di Capaci, in cui morì Giovanni Falcone, la moglie e l'agente di scorta, e poi quella del 23 luglio con Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta. Qui oggi, come hai detto, tantissimi ragazzi, tantissimi studenti, e non è finita come dire, la testimonianza dei ragazzi, perché li vedete alle mie spalle, si stanno raccogliendo per un corteo che nel pomeriggio si muoverà da qui, dall'aula bunker del carcere del Lucciardone, sino al luogo dove abitava Falcone, all'albero Falcone, dove 2 minuti prima delle 18 ci sarà il consueto minuto di silenzio per ricordare appunto Capaci. Noi stamattina abbiamo sentito alcune delle istituzioni, tra i tanti, come dicevi tu, che si sono in prima linea e che hanno contribuito in maniera notevole alla cattura di Matteo Messina Denaro. C'era il procuratore di Palermo, che per lui è stato il primo anno da procuratore della Repubblica, un primo anno importante, perché il 16 di gennaio si è culminato con l'arresto di Matteo Messina Denaro a Palermo, qui nella clinica alla periferia di Palermo. Noi, se tu sei d'accordo, lo sentiamo, Sì. e poi continuiamo. Sì.
la nostra discussione su questo giorno e su Matteo Messina Denaro. La regia può mandare appunto il procuratore di Palermo. Della Repubblica qui a Palermo, che emozione si prova a salire sul palco e a ricordare un uomo, tanti uomini che si sono immolati per la libertà. C'è l'emozione del dovere, perché è giusto lavorare ma è anche giusto ricordare chi è caduto. Essere qui è davvero un onore profondo da procuratore della Repubblica, ma soprattutto un dovere e un omaggio verso tutte le nostre vittime. Natale, e tu dicevi appunto il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, ricordiamo gli uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Ciglio e Antonio Montinaro. Tanti appunto oggi hanno anche chi è stato proprio a stretto contatto con Giovanni Falcone, uno di questi è Giuseppe Ayala, suo collega, ma non solo collega, anche amico, te l'ha raccontato? Sì, infatti lui era presente, lui non manca mai a questa manifestazione, a questa commemorazione. Questa è la 31esima qui dal carcere Lucerdone e lui ci ha raccontato delle cose che in effetti a tanti anni di distanza fanno ancora pensare. Io direi di sentirlo perché era una testimonianza anche abbastanza forte. Fa una certa emozione il 23 di maggio. Dire emozione è riduttivo, perché vede, specialmente con Giovanni, perché Paolo nell'86 poi andò a Marsala, quindi il nostro rapporto era molto forte, molto intenso, però si interruppe, mentre con Giovanni siamo sempre stati come fratelli. E io lo dico senza retorica, siccome l'ultima volta che l'ho visto era nella camera mortuaria dell'ospedale civico, il mio istinto è stato quello di prendere le sue mani nelle mie. Se io faccio così me le sento ancora. E se c'è una lacrima che mi scappa, mi si può capire. Grazie. Di niente. Ecco Natale, questi sono anche momenti della commozione che restano anche a 31 anni di distanza, sono tante le persone che provano questi sentimenti perché sicuramente la figura di Giovanni Falcone, ma non solo di lui, anche di tutte le altre vittime della mafia, sono veramente figure che restano dentro anche tante vite. Sì, infatti, tanta emozione, anche quella che ha della sorella di Giovanni Falcone, che è stata qui sul palco e che ha raccontato una cosa, come dire, che ha toccato anche i più piccoli, anche gli studenti più piccoli. Ha detto: io non ci credevo nella rinascita, una rinascita che comunque piano piano è avvenuta, e poi a farle cambiare idea fu un bigliettino che lei trovò attaccato all'albero Falcone. In questo bigliettino c'era scritto in sintesi che erano morti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma che la lotta alla mafia la continuavano a fare la gente comune, la gente che partecipava e che voleva il riscatto di libertà dalla mafia. E questo biglietto è stato un biglietto firmato con una firma particolare, c'era scritto Uno di Ballarò. E questa firma, Uno di Ballarò, convinse Maria Falcone a iniziare questa lotta alla mafia dal basso, dai ragazzi, dalle scuole, perché lei sostanzialmente ha detto: se c'è uno che ci crede, Uno di Ballarò, che è un quartiere particolare di Palermo, allora bisogna insistere, bisogna farla questa lotta. Questo è stato un momento particolarmente emozionante qui stamattina alla carcere del Lucerdone, nel palco dove c'è stata la commemorazione. Tantissimi anche i cronisti, tantissime anche le persone che hanno voluto partecipare. Io ho incontrato un cronista, un palermitano che si chiama Totò Cusumano, adesso è in pensione, ma è un cronista che ha fatto tutta quell'epoca in primissima linea. È stato un cronista di giudiziaria, è stato anche un cronista, è stato capo della redazione della RAI di Palermo, poi ha fatto
è stato direttore anche alla RAI a Roma, ma lui fu testimone di quella stagione e a lui come protagonista, perché ha vissuto quei momenti che ci sono stati negli anni 80 e 90, abbiamo chiesto cosa è cambiato dopo 30 anni di lotta alla mafia e cosa soprattutto è mancato perché ci fosse questa rinascita completa senza limitazioni. Direi di sentirlo perché anche questa è una intervista sentita. Sì. Io ho la sensazione che ci sono molti interrogativi senza risposta. Io ne faccio una per tutte. Capisco la vendetta nei confronti di Giovanni Falcone. La mafia è stata condannata definitivamente nel gennaio del 1992 al maxi processo e vuole vendicarsi di Falcone. Ma perché fare la strage di Via D'Amelio? Dopo la strage di Via D'Amelio tutto il Parlamento, che aveva accusato qualche resistenza, approva un apparato legislativo che ancora oggi è pienamente efficace, il 41 bis, il carcere duro, l'ergastolo praticamente ostativo, insomma sostanzialmente crea un apparato di strumenti che consente ancora oggi di fare operazioni di polizia anche brillanti come la cattura di Matteo Messina Denaro. Quindi è stata una mafia autolesionistica, si può attribuire tutto alla follia di Salvatore Riina e allora cominciamo, perché nel 93, 31 anni fa, si fanno le stragi nel continente? Ormai lo Stato risponde a ogni colpo con una durezza infinita. Una domanda è perché ancora oggi noi non sappiamo perché sono state fatte le stragi del 93. La tesi di molti storici, di molti colleghi, giornalisti che hanno seguito quei fatti è, sommata al fatto che ci sono anche presenze esterne nella preparazione degli attentati del 92, sia Capaci che Via D'Amelio, presenza esterna all'organizzazione criminale, e che ci sia stato un progetto anche politico di destabilizzare il Paese per poter creare un nuovo quadro politico. Questa del resto non è la prima volta che la mafia interviene in questo modo, dai tempi di Portella delle Ginestre fino ai nostri giorni. Un progetto politico anche dietro l'arresto di Matteo Messina Denaro che suscita tanti dubbi e tante perplessità. Sulla cattura di Matteo Messina Denaro ci sono dei dubbi, ci sono dei giornalisti bravissimi come Paolo Mondani di Report che sta facendo un lavoro straordinario e secondo me bisogna essere cauti. È stata una brillantissima operazione dei carabinieri, bisogna capire se c'era però anche una trattativa sotterranea per la consegna. Matteo Messina Denaro era in condizioni assolutamente pessime e quindi aveva mollato tutta una serie di precauzioni che gli hanno sempre consentito di poter vivere nel suo paese circondato da telecamere senza essere stato catturato. 30 anni fa c'erano i Riina, i Santa Paola, i Provenzano, anche i Matteo Messina Denaro che non erano irraggiungibili. Adesso non ci sono più questi miti. Ecco, la mancanza di queste figure di spessore possono abbassare come dire, la lotta alla mafia? Ci può essere questo rischio, cioè il rischio che in qualche modo si pensi che una volta arrestato l'ultimo stragista non ci sia più bisogno di tenere un profilo così alto nella lotta alla mafia. Del resto è dibattito pubblico, in questi mesi si parla dell'abolire il 41 bis, di modificarlo, di diciamo l'ergastolo ostativo, si discute di quelle misure che sono state volute, lo ricordo sempre, ogni volta da Falcone e Borsellino. Quindi diciamo l'idea negli investigatori per la verità invece è che un fenomeno mafioso è pervicace, persistente, si modifica, esiste la mafia, esiste in questa città, continua a chiedere tangenti, a richiedere il pizzo, a gestire gli affari. Oggi Palermo è una delle capitali di consumo del crack, ci sono 1000 ragazzi che sono sotto il CERT, sotto cura, perché la diffusione del crack è un fenomeno drammatico e ovviamente dietro c'è l'organizzazione criminale. Natale, sentivamo in questa intervista lotta alla mafia soprattutto con strumenti efficaci, soprattutto di Falcone e Borsellino. Io ti aggiungo anche una nota di cronaca recentissima di poche ore fa, Chiara Colosimo, che è stata eletta presidente dell'antimafia. Dunque questa lotta alla mafia che deve continuare, oggi è stato ribadito più volte. Non è finita, insomma.
certamente questa lotta alla mafia deve continuare e con particolare attenzione soprattutto per quanto riguarda i bambini, i ragazzi, le scuole. Questo è stato ribadito, rafforzato il concetto che la lotta alla mafia inizia a scuola, tra i banchi di scuola, perché la legalità è un sentimento che deve essere, come dire, recepito da ragazzi, da giovani nella vita comune di tutti i giorni. Tanti anche gli interrogativi che sono emersi dall'intervista che avete sentito anche poco fa, quella di Zocusumano, interrogativi anche molto attuali, quello che riguardano le stragi volute non solo dalla mafia e anche la cattura di Messina Denaro, che probabilmente non è certamente, potrebbe avere delle ombre per quanto riguarda il cambio dello scettro in Cosa Nostra. Appunto ancora tanti nodi da sciogliere, in tante stragi che ancora restano appunto da chiarire per tanti aspetti. Io ringrazio te Natale, ti auguro buon lavoro e ringrazio anche il collega cameraman Angelo Pandolfo, che so che è stato compagno tuo di viaggio in questa giornata di cronaca. E infatti siamo insieme, adesso ci spostiamo perché fra un po' questo corteo che vedete alle nostre spalle, che si sta formando con tutte le scuole che arrivano piano piano, si sposterà per andare verso l'Albero Falcone. Nel corso dei prossimi TG vi riferiremo di quello che accadrà lungo le strade di Palermo. A te Giussi. Grazie ancora, buon lavoro. Noi ci fermiamo, una brevissima pausa. Eccoci di nuovo in studio, la nostra attenzione oggi è focalizzata sulla strage di Capaci. 31 anni fa moriva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei giudice, 3 uomini della scorta, e dunque oggi una giornata particolare a Palermo, ma non solo a Palermo, un po' anche in altre città della Sicilia, dove si vuole fare memoria ma anche coinvolgere, abbiamo detto anche nel collegamento con il collega Natale Bruno, molti giovani, perché da lì che parte anche la Fondazione Falcone, si occupa ormai da tantissimi anni di divulgare quelli che è non solo il pensiero, anche la legalità all'interno appunto delle scuole. Io ho il piacere di avere con noi Elisa Furnari, che è presidente della Fondazione Bene. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi, perché voi oggi a Catania siete stati protagonisti appunto di una delle iniziative proprio per coinvolgere soprattutto gli studenti. Prima di sentirla vorrei farle vedere una piccolissima clip, perché oggi a Palermo sono stati baby sindaci da un po' di tutta Italia e sentiamo cosa hanno detto. Spesso a scuola ce ne parlano molto, però secondo me si dovrebbero comunque parlare, parlano sempre di Falcone e Borsellino, ma in senso che i ragazzi diciamo un po' si annoiano, però secondo me con queste iniziative parlare con proprio i veri portatori della memoria entusiasma i ragazzi a sapere di più la storia di questi 2 personaggi. Non vanno dimenticate perché hanno fatto tanto per noi loro. Falcone e Borsellino sono un grande esempio che danno a tutta la comunità. E poi se ne sente pure parlare molto, magari al telegiornale, ma anche a scuola, no? Perché appunto sono un buon esempio da seguire e da rispettare. Tu sei il sindaco di dove? Di Zagarise, provincia di Catanzaro, Calabria. Sono pensieri semplici ma efficaci quelli che abbiamo ascoltato da questi giovani. Voi lavorate con i giovani e dunque qual è il vostro ritorno, soprattutto una giornata come questa? Buongiorno, sì, sono, devo dire, pensieri molto simili a quelli che abbiamo raccolto nelle iniziative di Capaci di Crescere, che lei ha citato Catania. In realtà oltre a Catania ci sono tante altre città italiane che oggi non solo ricordano le vittime di mafia, ma soprattutto sollecitano comportamenti che vanno verso
la legalità, e diamo sempre grande protagonismo ai ragazzi che ci raccontano come secondo loro si sconfiggono le mafie, e non solo lo raccontano a noi in qualche modo operatori sociali, ma lo raccontano alle istituzioni, perché poi la chiave dell'appuntamento che noi promuoviamo e che ha proprio il patrocinio della Fondazione Falcone mette insieme i ragazzi e le istituzioni in qualche modo come forza unica verso la legalità, non soltanto nel ricordo delle vittime di mafia, ma soprattutto nel ricordo di coloro i quali oggi tutti i giorni diventano, no, attori che promuovono la sconfitta delle mafie. Ecco, e qual è la reazione dei ragazzi? Sentivamo quella giovane sindaca che diceva noi però se ce le raccontano ci annoiamo, più le testimonianze dirette forse sono più coinvolgenti, penso un po' per tutti, no? Allora, in realtà i ragazzi sono felicissimi nel momento in cui vedono le istituzioni tutte insieme. Per loro vedere rappresentanti delle istituzioni civili e militari tutte insieme, al loro stesso livello, a dialogo con loro, che gli spiegano che cosa significa quotidianamente il lavoro di un'istituzione, è un'esperienza bellissima. È in qualche modo la testimonianza diretta che li travolge, ed è probabilmente quella cosa che loro portano nel comportamento quotidiano dal giorno dopo. Quindi è togliere la barriera dell'istituzionalità, dei momenti che probabilmente trascina i ragazzi verso un comportamento più virtuoso. Ecco, ma però noi parliamo anche di un tessuto sociale, il nostro, sappiamo Catania, la devianza minorile e anche la povertà educativa, che poi sono due aspetti della stessa, potremmo dire, della stessa medaglia, perché si intrecciano. Anche quello, arrivare anche negli ambienti, nelle scuole o nei quartieri, dove sicuramente anche la parola legalità ha una connotazione. Quale connotazione? Voi che lavorate appunto con i più piccoli, insomma con i ragazzi. Guardi, io stamattina sono stata a due delle iniziative, quella in qualche modo storica nel quartiere di Librino attorno al primo albero Falcone che noi abbiamo piantato 9 anni fa, e ho trovato ragazzi consapevoli non solo del tema ma pronti ad esserci. E devo dirle che il lavoro costante e quotidiano di contrasto alle povertà educative sicuramente, e quindi poi che favorisce comportamenti di cittadinanza attiva e responsabile, funziona. E sono stata in un altro quartiere dove abbiamo un altro avamposto, che è il quartiere San Cristoforo, e le devo dire che anche lì, per quanto la nostra esperienza sia embrionale, sia i primi passi, io ho trovato quell'apertura alla partecipazione e alla condivisione, quell'inizio di rispetto delle regole. Quindi l'unica strategia è, al di là dei numeri e delle previsioni che sono veramente tremende, che ci dovrebbero portare a dire basta, non ce la possiamo fare, l'unica strada invece è continuare ad esserci. E il merito di questo lavoro è di ogni singolo operatore che non lascia quell'avamposto, no, di legalità anche nel quartiere più difficile. E probabilmente la strada è la perseveranza e l'ottimismo. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro un lavoro costante che non deve cessare come la lotta alla mafia, abbiamo ribadito più volte oggi. Io purtroppo il nostro tempo sta per scadere, volevo ricordare due appuntamenti a Catania, per quello dell'Associazione Nazionale dei Magistrati che alle 18:30 proprio farà un recital, musica per essere capaci da ricordare, davanti al Palazzo di Giustizia, davanti appunto alla scalinata, e poi Città Insieme, che lo fa da oltre 30 anni, alle 20 nel piazzale Oscar Romero in via Siena, proprio davanti, antistante alla parrocchia appunto Santi Pietro e Paolo. Farà con parole, immagini e musiche, farà appunto ricordo e memoria. Soprattutto, dice, l'iniziativa quest'anno sarà dedicata a vegliare sulla nostra democrazia, la cui difesa tutti hanno sacrificato appunto la loro vita, che oggi più che mai ha bisogno di essere difesa e vissuta. Io vi ringrazio Elisa Furnari per la sua partecipazione, ringrazio anche i colleghi che sono ancora a Palermo, Natale Bruno e Angelo Pandolfo, ringrazio anche voi che ci avete ascoltato. Buon pomeriggio.